Verrà inaugurata oggi pomeriggio al Pala Moncada una mostra fotografica che racconta la storia della squadra di basket fondata da Salvatore Moncada, che proprio ieri compiva il primo anniversario della sua scomparsa. Era uno dei sogni dell'imprenditore agrigentino. L'iniziativa verrà fatta grazie al contributo di alcuni fotografi agrigentini che hanno messo a disposizione alcune foto di questi anni, come Marco Gallo, Giuseppe Greco, Giuseppe Rigoli, Gianni Grimaldi, Giorgio Messina, Massimo Palamenche e Giuseppe Zuppardo. Intanto la squadra giocherà domani, domenica, la sua ultima partita della stagione. La vittoria regalerebbe il primo posto del girone e sarebbe una conferma importante della crescita che ha avuto la squadra in questo finale di campionato, oltre che una spinta ulteriore in vista del play-off della squadra condotta dal coach Cagnardi. Per Cagnardi sarà una partita tra due neopromosse che hanno raggiunto anzitempo la post-season. I nostri avversari sono una squadra che ha dimostrato grande tenacia, soprattutto nelle difficoltà, a dimostrazione della qualità del lavoro fatto da società, giocatori e staff tecnico. Sarà insomma una giornata particolare anche perché arriva un anno dalla perdita del nostro indimenticabile patrono Salvatore Moncada e tutti noi siamo particolarmente motivati nel voler regalare alla famiglia Fortitudo questo prestigioso risultato.